Va ora in onda Largo ai bambini, educazione e dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con Francesca Corbella. Buongiorno cari ascoltatori e ascoltatrici, bentrovati. Siamo sotto Natale e il mio pensiero, il mio invito è sempre quello di rivolgere un pensiero più profondo a Gesù, a questa figura della quale quasi ormai c'è un senso quasi di timore o di vergogna persino a nominarla, e persino nel giorno di Natale o nella ricorrenza del Natale. Allora, Natale esiste perché è nato qualcuno, io lo dico sempre, cerchiamo di ricordarcene, ecco, che siamo religiosi o no. Al giorno d'oggi pare che sia caduto un po' fuori moda questo argomento, ma noi ne dobbiamo parlare massimamente con i bambini. Mi faccio aiutare in questo appello da una rassegna molto interessante di conferenze, ben 4, che si è svolta recentemente e che anzi deve concludersi domenica 22 a Milano, al Teatro Franco Parenti, a cura del Centro Psicopedagogico di Piacenza di Daniele Novara, che ha tenuto l'ultima in ordine di tempo conferenza che si è svolta il 15 di dicembre. Il titolo della rassegna è Gesù, un messaggio di oggi. La rassegna viene proprio per dare delle risposte a questo individualismo, alla frammentazione, al laicismo spinto, alla freddezza dei nostri tempi e anche alla tristezza interiore profonda che abbiamo al riguardo di tutto ciò che è quello che chiamo il pensiero magico, che è tipicamente dei bambini, ma è anche nostro, perché ricordiamoci sempre del bambino che è in noi e che purtroppo abbiamo ricoperto di polvere. Va tolta questa polvere, almeno in occasione del Natale, va tolta, va riscoperto il messaggio di Gesù nella sua dimensione più umana, se vogliamo, che non sia esclusivamente divina, nella sua dimensione cosmica, nella sua dimensione universale, eterna, mai, mai, mai sopita, perché tante sono le prospettive che lui apre anche a chi non è strettamente cattolico o cristiano o religioso in genere. Analizzare le parole di Gesù dei Vangeli apre a degli aspetti essenziali della sua eredità spirituale e umana, che tocca profondamente le corde di ognuno di noi, soprattutto nel periodo natalizio. Rapportandoci ai bambini, è molto importante tenere aperto l'aspetto di estrema novità, dirompente, che vale ancora oggi e che lui portò all'epoca sua, tanti anni fa, ma che è magicamente ancora attuale. Per esempio lui disse chiedo scusa, nel Nuovo Testamento le sue famosissime parole: "Lasciate che i bimbi vengano a me, non impedite loro di venire, perché il regno dei cieli è di chi è come loro. Chiunque riceve uno di questi piccoli nel mio nome riceve me". Ecco, questa è una frase che è stata, interpretata migliaia di volte, con migliaia di interpretazioni e di esegesi diverse, ma essenzialmente sottolinea che i bambini sono un dono che viene dal Signore, sono i figli del mondo, sono i figli, dell'umanità, e questo è una realtà, sempiterna insomma, ma bisogna considerare queste parole di Gesù anche nel loro valore simbolico e non reale, se vogliamo, no. L'afflato innovativo, rivoluzionario del messaggio di Gesù era proprio quello di riconoscere nell'infanzia questa enorme, infinita e eternamente rinnovata dimensione di spiritualità pura e, se vogliamo, una parola che io non amo è innocente, ma se vogliamo la possiamo anche ben capire. Ecco, la provocazione di Gesù di più di 2000 anni fa smuove ancora
oggi molte corde a chi ha occhi per vedere e orecchi per ascoltare. La rassegna poi si è svolta anche a cura di Massimo Recalcati, che ha affrontato il tema di Gesù e la morte, dove lui sottolinea in modo molto interessante che l'esperienza del morire è inevitabile, inaggirabile anche per Gesù. Infatti lo vediamo che muore molto dolorosamente e tuttavia il messaggio di morte di Gesù in croce sottolinea, ci mostra che non è della morte l'ultima parola, che qualcosa può sottrarsi al suo potere tombale, assoluto e totalizzante, e restare tuttavia intatto, ed è la resurrezione. Questo è il messaggio, che fosse realistico o che fosse simbolico, tuttavia ci accompagna con una nota di speranza, di vita che ritorna dopo essersi esaurita attraverso la sofferenza, attraverso la tribolazione. La vita resta, va riscoperta, va ritrovata, bisogna ridarle lena. Il Natale viene a riportare questo messaggio di assoluta vitalità, che è un messaggio cristiano, ma è un messaggio essenzialmente umano, che è permeato di questo magnetismo di fede, di fiducia, di amore, che ci attrae, che ci proietta oltre la nostra sofferenza e oltre la paura del vivere. Quindi il messaggio della morte e il messaggio della resurrezione è un messaggio che ci riscatta dalla paura del vivere, essenzialmente. La rassegna ha passato poi è passata anche attraverso le parole di Enzo Bianchi, un priore, che ha parlato di Gesù e le donne. Molto importante, se noi analizziamo il rapporto che Gesù aveva con le donne incontrate durante la sua vita, la donna, la gobba, la samaritana, l'adultera, vi ricordate? Soprattutto la Maddalena, apostola degli apostoli, grandissima donna, grandissima figura, che la stessa Chiesa cattolica ha tenuto molto in second'ordine, ma è la storia e anche l'arte pittorica in tantissime raffigurazioni rappresenta Maddalena come la compagna di Gesù, e questo può sembrare eretica come posizione, può sembrare anche blasfema se vogliamo prendere l'aspetto più strettamente canonico, dogmatico, che è stato poi trasmesso dalla Chiesa, diciamo, più dogmatica, ma la figura di Maddalena riscoperta è la figura della donna in tutti i suoi aspetti più meravigliosi e più profondi come compagna dell'uomo. E pensate, rapportando tutto ciò al tempo in cui le donne erano relegate a ruoli assolutamente di subordine. Quindi Gesù portò una novità rivoluzionaria assolutamente, offrendo un messaggio di uguaglianza tra uomo e donna, un messaggio di dignità, invitando anzi proprio la stessa Maddalena a vivere con piena consapevolezza il suo apostolato, la sua affiliazione, insomma. E quindi ecco, diciamo ancora oggi il rapporto che Gesù ebbe con le donne, diciamo che può ispirare ancora oggi una convivenza più armoniosa, più paritetica, più riconciliata tra maschio e femmine, tra uomini e donne. Infine la rassegna ha visto l'intervento di Augias, che si pone: ma chi era Gesù? E qui insomma questa è la domanda delle domande, se la sono posta veramente in tantissimi intellettuali. Chi era davvero nella sua fisicità di carne, muscoli, sangue, quell'uomo che 2000 anni fa percorse le strade polverose della Galilea e della Giudea parlando alle folle? Ecco, quale paure, quali passioni, quale coraggio si nasconde dietro il profilo spirituale che i secoli hanno tramandato. Ecco, quindi una figura meno divina e più umana, e quindi più vicina a tutti quanti noi. Quindi ecco, mi sono fatta
offrire la spalla da questa magnifica rassegna che ringrazio. Ora parliamo del pensiero magico dei bambini. Pensiero magico che, attenzione, è un aspetto pedagogico e spirituale dei bambini che è da tenere ben distinto, sottolineo, da, questa beceritudine che si usa adesso, la magia del Natale. Attenzione al tranello, la magia del Natale è una, solluccherosa, allappante, maniera di espressione di marketing assolutamente commerciale che tira dentro alla vendita di panettoni e balocchi vari. Allora, il Babbo Natale, pacioso, pacioccone, rosso della Coca-Cola non è la magia del Natale e non è il pensiero magico dei bambini. Perciò io spazzo via, almeno dal mio cuore, il babbone e mantengo il pensiero magico dei bambini che traslo immediatamente sul Natale. Perché? Perché il pensiero magico dei bambini è qualcosa che andiamo a vedere fra un attimo e ve lo spiego bene. Ma si può ben capire a maggior ragione nel periodo natalizio. Perché? Perché, nel periodo natalizio ci accompagna la meravigliosa favola di Gesù, che vi invito a raccontare ai bambini utilizzando anche il presepe, e altri strumenti che poi vi suggerisco. Quindi il Natale ci aiuta a mettere a fuoco il pensiero magico dei bambini, che non è altro che il pensiero speciale che si sviluppa a partire dai 2, 3 anni e rimane presente e vitale fino a 6, 7, 8 anni di età, se non glielo impediamo, noi col nostro raziocinio e il mondo in cui il bambino entra a vivere con la prima elementare. Il pensiero magico è quello che rende i bambini capaci di trasformare la realtà, di nominarla in un altro modo, di comprenderla quindi, di, individuarla, di, classificarla. Il bambino è un grande classificatore e utilizza il pensiero magico per entrare nel mondo reale adulto. Quindi il bambino può cucinare dei piatti usando le foglie, usando i legnetti, il bambino parla con gli oggetti, cura una botta con un bacino, l'abbiamo visto tante volte, oppure scaccia la paura del buio inventando, qualche, fantastico drago buono che lo aiuta, ecco. Oppure gioca semplicemente alla mamma cullando un bambolotto. Ecco, questo lo vediamo sempre. Il trenino che si monta diventa un mezzo di trasporto fantastico per volare nell'universo. Il pensiero magico è, in termini pedagogici, l'espediente cognitivo straordinario che i bambini hanno a disposizione per riuscire a vivere in un mondo che è troppo diverso, troppo grande essenzialmente, troppo incomprensibile per loro che sono piccolini e non ne hanno ancora fatto esperienza e permette loro di entrare nell'esperienza, di sperimentare il mondo alla loro maniera, perché altrimenti sentirebbero la frustrazione, l'impotenza del loro essere così piccoli, impotenti, indifesi in un mondo che non è a loro misura, ehm è il mondo adulto. Ecco, il pensiero magico è una risorsa potentissima e, lo dimostra il fatto che, nonostante la forza della vita adulta, la frenesia del nostro vivere, l'invadenza del digitale che è una cosa terribile e anche la prepotenza della vita dei genitori di oggi che sono troppo impegnati nel fare cose che non riguardano i bambini e che quindi vanno con il loro fare inconsapevolmente, insomma, naturalmente senza cattiveria, ma vanno a disintegrare la magia del pensiero magico con le loro spiegazioni troppo razionali, l'imperativo anche della scienza che c'è al giorno d'oggi, no, tutto ciò va veramente a i genitori che si lanciano in spiegazioni raziocinanti di cose che invece basterebbe che fossero lasciate all'immaginazione del bambino per essere capite. Ecco, nonostante ciò il pensiero dei bambini continua a essere caratterizzato da queste componenti
magiche, che vanno assolutamente rispettate, anzi noi dobbiamo creare un ambiente educativo in casa, anche a scuola naturalmente, o anche fuori, e quindi possiamo approfittare benissimo del Natale per questo, per fare questo lavoro pedagogico, possiamo creare delle situazioni in cui il pensiero magico ha libero corso, può svilupparsi liberamente. Per esempio comprare la piccola cucina, come dono per Natale. Perché il presepe? Perché il presepe, rappresenta, intanto una favola, meravigliosa, che è quella della nascita di Gesù, con tutta la storia del viaggio di Maria e Giuseppe sull'asinello, del censimento, dell'attraversare il deserto della Palestina, arrivare a Betlemme, l'incontro coi pastori, l'incontro coi magi, la stella cometa. Cioè guardate quanta, meravigliosa poesia e letteratura, altissima letteratura, che si presta assolutamente al pensiero magico dei bambini. E poi, nel pensiero magico, se i genitori riescono ad assumere una propria prospettiva magica e quindi, empaticamente ad andare incontro al pensiero magico, dei bambini, giocando, sul piano immaginario e fantastico, ecco, se i genitori riescono a fare questo, il pensiero magico del bambino si attiva e il bambino diventa, o meglio, il pensiero stesso del bambino diventa il costruttore della sua immaginazione di vita, della sua propria storia, e quindi non va mai sminuito o contrastato dicendo: "Ma no dai, figurati se il cavallo è verde", per fare un esempio sciocco, no, perché noi rischiamo di deprivare l'esperienza fantastica, immaginativa, che invece i grandi esperti dell'infanzia sanno tenere viva e vogliono assolutamente, e io stessa, pur non essendo un grande esperto dell'infanzia, ma ho ben capito e ben mi ricordo perfettamente di quando io stessa giocavo in questo modo, ed è un accompagnarmi, questo pensiero retrospettivo di quando ero piccola, che mi trovavo in quelle situazioni di fantasticheria, è una risorsa creativa di bene, di amore, di gioia per la vita, che mi accompagna fino ancora oggi. Come possiamo, e concludo, vado a concludere, come possiamo con il Natale tenere vivo il pensiero magico? Allora, intanto facciamo il presepe, se vogliamo facciamo anche l'albero, ma l'albero di Natale, se ci pensate, è privo di storie. Non ha alcuna fiaba l'albero di Natale. È bello, facciamolo, adorna la casa, lo possiamo fare insieme ai bambini, possiamo creare dei pendagli, delle decorazioni fatte a mano in casa con i bambini, e va benissimo. Ma l'albero di Natale non ha quella poesia che può avere il San Nicolao, può avere la Santa Lucia, e la stessa natività e lo stesso presepe. Hanno fiabe che li sottendono, che li accompagnano. Raccontiamole ai bambini anche in tutte queste fasi: il 6 di dicembre San Nicolò, il 13 di dicembre Santa Lucia, il 24 dicembre la natività. Inoltre portiamo i bambini nelle chiese, noi abbiamo chiese, abbazie, cattedrali, ma sono un spettacolo. Le nostre chiese italiane sono piene di storia, piene di arte, piene di pace, piene di bellezza. Andiamo nelle nostre chiese a vedere il presepe, raccontiamo la storia ai bambini, lasciamoli accendere una candela e stiamo anche solo in silenzio, e questo anche se siamo atei. Facciamolo, perché l'arte orienta questa propensione al pensiero magico e educa al piacere del bello, al sentire estetico. I bambini hanno fortemente connaturato dentro di sé questo sentimento, però deve poter emergere. Noi siamo il veicolo, noi adulti, noi genitori siamo il veicolo per far emergere questi sentimenti, per stimolare questa predisposizione creativa, espressiva dei bambini, e inoltre li avviciniamo alla conoscenza del patrimonio artistico italiano, che è di inestimabile valore nel mondo. E questo
l'arte, aiuta lo sviluppo delle intelligenze, del senso estetico, della capacità critica che sono necessari per la formazione del futuro uomo, donna, futuro cittadino. Quindi ecco questa di andare a visitare le chiese con i presepi nel periodo natalizio è proprio una strategia che rende possibile l'incontro, dell'arte visiva, ma che poi diventa un'arte interiore, con i bambini per non dimenticare la condivisione che se ne crea tra genitore e bambino. Quindi creiamoci dei tempi e sono più importanti questi tempi dei balocchi di Natale, ricordiamocelo sempre. Bene, noi ci sentiamo il prossimo giovedì, vi auguro buona settimana, in alti cuori, in altissimo e un grande abbraccio da Francesca Corbella. Avete ascoltato